Possiamo dire che si chiude un'epoca, possiamo dire che si chiude un ventennio di straordinaria sofferenza per l'ingegner Zornitta e la sua famiglia, causata soprattutto da un comportamento ingiustificato e ingiustificabile di un ispettore di polizia che ha tradito il voto che aveva fatto, e questo ha determinato conseguenze davvero drammatiche per lungo tempo. E al capolinea l'inchiesta su una bomber. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste, Flavia Mangiante, ha archiviato il procedimento bis sul caso del bombarolo del Nord-Est a 4 anni dalla riapertura dell'inchiesta, nella quale, dopo i risultati dell'ultima superperizia genetica, la procura aveva chiesto l'archiviazione per l'ingegnere Elvo Zornitta e per altri 10 indagati. Un esito tutt'altro che imprevisto, secondo il difensore di Zornitta, Maurizio Paniz. Ovviamente il risultato era atteso perché gli esiti del nuovo controllo sul DNA erano stati totalmente tranquillizzanti, nulla era stato trovato come nulla doveva essere trovato. Dalle analisi della superperizia non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati. I nuovi accertamenti disposti dunque non hanno dato alcun esito utile e in sintesi la motivazione della decisione della giudice, e a nulla è servita l'opposizione alla richiesta d'archiviazione presentata dall'ultima vittima di una bomber. L'opposizione che era stata formulata da una delle parti offese riguardava aspetti molto marginali e che avevano già chiare risposte negli atti processuali, per cui il risultato non è un risultato inaspettato. Una vera pietra tombale sull'inchiesta che neppure in seconda battuta è riuscita a smascherare chi tra il 94 e il 2006 ha seminato il terrore con attentati esplosivi nelle regioni del nord-est. Certamente il genere Zornitta si trova più rasserenato e spera che la conclusione di questa vicenda gli consenta di vivere serenamente gli anni della sua pensione.